La raccolta firme della petizione è stata consegnata stamattina al Comune per il ripristino dei giochini in Piazza Cavour. Ne parliamo con gli attori dell'iniziativa nella speranza che si possa avere una soluzione del problema. Da decenni in Piazza Cavour c'era un'area giochi che poco tempo fa l'attuale amministrazione comunale ha deciso di spostare in un'area totalmente inadatta della Villa Bonfiglio. Nella nuova collocazione i giochini sono stati subito vandalizzati, adesso l'area giochi è inutilizzabile e chiusa al pubblico. Per questo abbiamo creato una petizione online sulla piattaforma Change.org che stamattina abbiamo protocollato e consegnato al Comune che in poco tempo ha raccolto più di 1000 firme e con la quale chiediamo al sindaco di ripristinare i giochini in Piazza Cavour. Quindi auspichiamo che il sindaco tenga conto del volere degli agrigentini perché Piazza Cavour è dei bambini. 1030 persone hanno sottoscritto l'impegno. 1030 persone di tutta gente, la maggior parte agrigentina ma anche fuori di Agrigento, di gente che è cresciuta nella Piazza Cavour con i bambini in Piazza Cavour. Il problema di oggi è che ad Agrigento non c'è un'area idonea per i bambini. Da persone civili chiediamo che venga ripristinata, ma ciò non toglie che ci siano altre aree adibite ai giochi dei bambini, che siano idonee e fruibili per tutti i bambini. Franco Bruccoleri, cosa pensate di ottenere? Sicuramente oggi aspettiamo molta comprensione da parte di questo sindaco perché fin da subito del suo mandato ha ritenuto opportuno, non si sa il motivo, di togliere i giochini e portarli alla Villa Bonfiglia. Noi agrigentini chiediamo ripristino in Piazza Cavour perché storicamente sono sempre state là, abbiamo portato i nostri figli e vorremmo portare anche i nostri nipotini. C'è consiglio, oggi pensate di fare un'azione di sensibilizzazione anche verso i consiglieri comunali eletti dagli agrigentini? Ma noi ci tentiamo e la faremo sicuramente. Ovviamente il nostro obiettivo principale è quello di avere ripristinata quell'area in una porzione di Piazza Cavour perché ad Agrigento attualmente se volessimo portare i nostri nipoti, i nostri figli a giocare, andare sullo scivolo e via discorrendo, l'unica area un po' decente è Sallione. Sinceramente non mi sembra giusto spostarci da Agrigento fino a Sallione per fare passare 10 minuti ai nostri bambini.